Ok, dategli un microfono allora, perché io per la gioia di tutti quanti oggi ho portato il mio papà e ha dato la gioia di fare una canzone che io avevo scritto destinata a un altro, poi invece ho scelto papà. La canzone è Lettera a papà. Lui adesso si emoziona, io lo devo dare. Ciao papà, un piacere averti qua, è un piacere. Vedete questo signore, vieni papà, vieni con me, non ti preoccupare. Vedete questo signore? È lui che mi ha messo al mondo e io lo ringrazio perché non solo mi ha messo al mondo, ma poi mi ha dato anche la fortuna di fare questa canzone che mi ha fatto proprio spopolare. L'ho incisa nell'album Ottima Presenza, voi chissà quante ne avete comprati, ce ne sono venuti un casino, proprio tante che papà è sceso in sala discografica con la valigetta 24 ore, non mi posso scrutare, e dice: signor Pietro Santo Nocito, mo mi deve dare tutti i soldi. Allora è stata una cosa bella, no? Una soddisfazione, perché erano i primi soldi che si guadagnavano, no? Ora non si guadagna più niente, non si... Perché? Perché voi dovete comprare l'originale. Papà, sei pronto? Salvatore, a dire una penna. Mi è venuto un po' di nostalgia. Voglio scrivere una lettera a papà. Da parecchio tempo che non lo faccio. Caro papà, lo saccia tanto di te, che io non ti scoprì. E tu insieme a mamma stai in pensiero, ma non ti preoccupare, mi faccio rispettare. Che dentro se sta male, ma tengo compagni già. Antonio come sta? Va ancora a faticare. E tu caro papà, a te una forza si sopportare. Sto figlio che sta qua, che scorna per mamma. Un figlio malamente, che sape solo a rubare. Figlio mio, che piacere mi fa. Ti voglio bene papà. Troppo tanto ti fatto sentire come stai. Mentre leggo sta cagnendo mamma, che ste lacrime non sape fermare. Ma che gioia, a quello non potremmo venire. Non tenemmo manca mozzo da fare quando a strada l'avvocato sarà a tavolo già, la speranza che ti fa avvicinare, solo a così ci potremmo abbracciare. Papà, se chi sopranza papà, ma meno giorno che sono la libertà e tu prometti che faticare. Ma ti sta dicendo che sta lettera? Papà, ma accorgo che stai male, dico torto. Ma voglio pure una vita grande per me. Non si mi mancano le parole dolci, mamma mia. E che li carezza. Carezza che tu adesso mi può fare, papà, mi voglio a 70 anni con te, come facevo tutte e stanno bene, mi mancano tutte queste cose, e cose belle che si possono apprezzare solamente quando si studia la speranza, e si perde la cosa più bella della vita, papà, si perde la libertà. Figlio mio, che piacere mi fa. Ti voglio bene papà. Troppo tanto ti fatto sentire come stai. Sto buono papà, non ti preoccupare. Mentre leggo sta cagnendo mamma, grazie a me la porta mamma, che ste lacrime non sape fermare. Ma che gioia, a quello che non potremmo venire. Papà,
non te ne manca forza troppa quando a strada l'avvocato sono a tavolo doccia la speranza che ti fa avvicinare solo a così ci potremmo abbracciare papà se chi si mezza cagaglia papà avere un giorno la sola libertà e non promette mai da faticare Salvatore, dove sei fatto? È tardi, io mi vado a cuccare sperando che mi torni a papà ma faccio rincazzare e bene come è brava papà, è troppo bravo, è troppo bravo. È bravo. Vieni papà, questo è per te, guarda, senti, questo è per te. Questo applauso è tutto tuo, senti. Questo è per te, papà. Portalo a casa questo applauso.